Tutto pronto per la sesta corsa centrale della serata, una bella corsa per buoni cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 22.000 euro in carriera. Il numero 1 Illusion Firm, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Inguar ASM Massimo Compagno, 3 Independent Gar Manuel Pistone, 4 Iker K Roberto Vecchione, 5 Ingrid Mail Roberto Ruvolo, 6 Johan Jet Francesco Virzì. In seconda fila 7 Italo Baba Antonio Di Nardo, 8 Invidia Italia Andrea Farolfi. Macchina accelera, problemi per Illusion Firm. Sbaglia Independent Gar, al comando Iker K attaccato da numero 3 Ingrid Independent Mail. Gar squalificato. Assiste Ingrid Mail all'attacco di Iker K numero che difende 1 la Illusion posizione. Firm Sbaglia Iker K e così rimane al comando numero Ingrid 4 Mail. Iker K squalificato. In seconda posizione c'è Inguara SM, in terza Johan Jet che precede Italo Baba, muove dall'ultima posizione Invidia Italia. Sulla retta opposta alle tribune rallenta drasticamente Ingrid Mail che porta a casa 400 metri in 32 e si trova anche inaspettatamente al comando. Arriva al suo esterno Invidia Italia che progredisce. Italo Baba va a fare la seconda pariglia, poi Inguara SM Johan Jet, completamento dei primi 600 da parte di Ingrid Mail in 46,1. Ingrid Mail in vantaggio, di fuori Invidia Italia, poi Inguara SM in corda, Italo Baba in pariglia, Johan Jet a contatto in coda quando gli 800 metri iniziali sono andati via in 1 minuto e 4 decimi. E prosegue nel suo percorso d'avanguardia Ingrid Mail, sempre seguita nelle mosse da Inguara SM, di fuori Invidia Italia che si trascina Italo Baba, chilometro iniziale in 1:15,4 da parte di Ingrid Mail che prova a ribattere al tentativo ora deciso da parte di Invidia Italia, la quale è sempre seguita da Italo Baba. Poi in corda Inguara SM, Johan Jet a 400 dal palo, Ingrid Mail cerca la difesa, 1:29,7 e 1.200, insiste Invidia Italia, va di dentro invece Italo Baba che attende l'open stretch. Quando siamo a 250 dal palo, Ingrid Mail prova una strenua difesa da Invidia Italia che insiste al suo esterno, va di dentro Italo Baba, Ingrid Mail ancora in vantaggio, ci prova Invidia Italia, di dentro Italo Baba, a largo di tutti Johan Jet, si difende Ingrid, insiste Invidia sul palo, Invidia Italia stampa Ingrid Mail, al terzo posto Italo Baba, 1:14,4, 29,7 per gli ultimi 4, percorso scoperto di Invidia Italia. Andrea Farolfi per Mauro Baroncini, i colori della scuderia Giovane Italia, vince la figlia di Marajà e Anna Maria Italia. Percorso completamente scoperto, viene a battere a fil di palo una stoica Ingrid Mail che davanti ci ha provato con tutte le sue forze fin sul traguardo. Italo Baba si infila di dentro ma non riesce mai ad ingambarsi veramente, finisce terzo. Quarto Johan Jet a contatto in numeri 8-5-7, il probabile arrivo della sesta.